Non solo la crisi, ma anche la pressione fiscale pesa sui bilanci delle imprese. Diventa vitale in questo momento un intervento deciso per diminuire il carico delle tasse. Se da un lato il governo ha promesso un alleggerimento dell'IRAP, dall'altro la Regione Veneto ha posto sul piatto della bilancia l'esenzione dal 2010 dell'addizionale IRPEF regionale. Provvedimenti a lungo chiesti dal mondo dell'artigianato che, se applicati, darebbero una boccata d'ossigeno all'intero sistema economico. Sentiamo il presidente di Confartigianato Veneto, Claudio Gnotto. Allora, Presidente, siamo di fronte a un tentativo di riduzione della pressione fiscale. Allora, noi da anni Confartigianato chiede attenzione a questo e questo avrebbe il vantaggio di, in questo momento di ripresa, di aiutare e sostenere le imprese ed essere più competitive nei mercati. Ci sono tanti fronti dove lo si può fare, l'IRPEF, l'IRAP, anche la pressione sui premi INAIL, lo stiamo chiedendo da tempo, sarebbero tutto a vantaggio del costo del prodotto finito. Pertanto, se ci sono le intenzioni di essere attuativi, bene, è il momento di farlo in fretta se fosse possibile. Ecco, al di là delle recenti decisioni relative all'IRPEF di competenza del governo, dove pensate sia opportuno intervenire ancora? E poi riguardo all'IRAP, cioè l'intendimento di tagliarla, esiste uno studio sull'impatto che potrebbe avere un tale provvedimento? Allora, in questi giorni ci sono due argomenti sul tavolo. Per il Veneto il governatore Galan ha proposto e dice di togliere l'addizionale IRPEF regionale. Bene, va nella giusta direzione e questo può essere fatto già nella finanziaria 2010, pertanto già attuativo. Sull'IRAP una riflessione in più va fatta. Primo perché si parla gradualmente e non sappiamo quanto, secondo perché l'IRAP ha delle influenze sul sistema produttivo manifatturiero, soprattutto quello vocato all'esportazione, fino a un 30% di riduzione della pressione. Mentre andando a vedere i numeri scopriamo che il settore che maggiormente ne ha beneficio è quello finanziario e bancario. Pertanto in questo momento fa un po' sorridere la cosa. Certamente è anche quello un aiuto. Quindi diciamo così l'IRAP non è proprio la tassa salva piccole aziende come si vuol dire spesso? No, lo sentiamo, viene raccontata come quella che avrebbe questo impatto, invece non lo è, perché in questa maniera pensi anche al settore dell'edilizia che verrebbe toccato solo per un 4%, certamente importante, adesso non facciamo confusione, però non è quell'elemento così stravolgente nel costo della produzione.